Ale! Ehi, ciao Andre! Allora, com'è andato il viaggio a Parigi? Guarda, c'ho un male ai piedi ancora adesso. Secondo me quando sbarchi all'aeroporto dovrebbero darti i cerotti per le vesciche per legge. E com'era la Torre Eiffel? Arrugginita. Sì, vabbè, ma è maestosa, è bella da vedere, no? Sì, bella, 5 minuti, poi... E Notre Dame? Dopo l'incendio l'hanno ristrutturata. Com'è adesso? Ignifuga. Sì, vabbè, ok, ma è uguale a Ma prima? sì, è uguale, uguale. Io ne avrei approfittato per fare un po' di ristrutturazione, che ne so, soppalcare, un po' di buccia d'arancio. Invece, per i preti sono... Bella, 5 minuti, poi... Vabbè, e i musei? Il Louvre ci sei stato? Troppi quadri. Guarda, io dopo la prima stanza già pensavo alla pasta al pesto. Bello, 5 minuti, poi... Ma dai, e la Gioconda? Piccola. Vedi, per il biglietto che ti fanno pagare, io mi aspettavo. Invece, vedi, è grande come il quadretto che ho del matrimonio. Tra l'altro mi sono divorziato. Vabbè, il cibo, la baguette, la raclette. Preferisco le trenette. Ciao Andre! Ciao Ale. Ah, che bello che è viaggiare, come mi riconcilia col mondo. 5 minuti, poi